è una sfida allo Stato, nel nome dei servizi ai cittadini. Sfida allo Stato. Il sindaco di Vicenza è netto e deciso. Non alzerà le tasse, alla faccia dei tagli imposti dal governo. Si accende la miccia dello spending review ed esplodono le prime bombe, anzi, le prime province. In Veneto restano solo Vicenza e Verona. Venezia diventa città metropolitana, le altre verranno accorpate. Che la provincia di Vicenza si salvi può essere positivo, però devono chiarire bene quali sono gli amministratori, come verranno eletti, quali sono le funzioni della provincia. Dubbi, caos, proteste, tutta colpa della revisione della spesa che i modernismi del linguaggio traducono in spending review, con buona pace di chi capisce, di chi non capisce e di chi non vuole capire. Mi trovo impreparato. Spending review. E che roba è? La spending review, che cosa ne pensa lei? Di che cosa? La spending review. Non capisco questa roba. No, non capisco. Do you speak English? Niente. Insomma, siamo in crisi e piangiamo, sì, ma siccome siamo all'avanguardia, piangiamo in inglese, non siamo mica provinciali, anzi, le province le tagliamo. Io farei una provincia unica, Venezia per tutti e basta. Da un punto di vista dei risparmi sembra che l'eliminazione delle province non porti più di tanto. Lo stiamo andando per terra proprio, se non siamo già per terra. E così, mentre siamo già per terra, la spending review chiede altre lacrime e sangue ai comuni, ma il sindaco di Vicenza non ci sta e lancia la sua sfida allo Stato. Piuttosto che alzare le tasse, Achille Variati è pronto a mandare in deficit il bilancio del comune. Il comune di Vicenza dovrebbe tagliare, diciamo da settembre a dicembre, un altro 1.2 milioni di spesa corrente, che già facciamo una fatica boia a mantenere la quadratura. Non so come fare, peggio, si prospetta per il 2013 un ulteriore taglio di 5 milioni. Allora io ho l'impressione che lo Stato voglia da noi sindaci che aumentiamo le tasse noi. Questo almeno io non lo farò, piuttosto mando in deficit il bilancio del comune di Vicenza.